1946. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Servite Dio nell'allegrezza, con canti di gioia andate a Lui. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore, poiché il Signore è nostro Dio, da Lui siamo creati e siamo Suoi. Terra tutta dà lode a Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con tutta la terra diamo lode al Signore. Il Signore è con voi. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dio di bontà, misericordia di noi, perdona i nostri peccati, ci conduce alla vita eterna. Regniamo. Nella tua bontà, Padre, ispiri i propositi e pensieri della tua famiglia in preghiera, perché vediamo ciò che è bello fare e abbiamo la forza di compierlo. Ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola del Signore era rara in quel tempo, le visioni non erano frequenti. Eli stava riposando in casa perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele e questi rispose: "Eccomi". Poi corse da Eli e gli disse: "Mi hai chiamato? Eccomi". Egli rispose: "Non ti ho chiamato, torna a dormire". Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele, e Samuele alzato da Eli dicendo: "Mi hai chiamato? Eccomi". Ma quegli rispose di nuovo: "Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire". In realtà Samuele non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: "Mi hai chiamato? Eccomi". Allora Eli comprese che il Signore era netto. Egli disse a Samuele: "Vattene a dormire e se ti chiamerà ancora dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta". Andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: "Samuele, Samuele". Samuele rispose subito: "Parla perché il tuo servo ti ascolta". Samuele acquistò autorità, poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele
era stato costituito profeta del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Eccomi, Signore, custodirò la tua parola. Eccomi, Signore, custodirò la tua parola. Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Eccomi, Signore, custodirò la tua parola. Sacrificio non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto, ecco io vengo. Eccomi, Signore, custodirò la tua parola. Rotolo del libro di me è scritto di fare il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore. Eccomi, Signore, custodirò la tua parola. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Eccomi, Signore, custodirò la tua parola. Alleluia, alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, si recò subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva di parlare perché lo conoscevano. Al mattino si alzò, quando ancora era buio, e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e trovatolo gli dissero: tutti ti cercano. E gli disse loro: andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Gesù esce dalla sinagoga e va nella casa, inizia la chiesa, inizia attorno ad una persona fragile, malata. Era a letto con la febbre, la suocera di Simone. Gesù, infrangendo la legge, la prende per mano, la guarisce, la libera, ed essa non più in problemi può occuparsi degli altri, che è vera guarigione per tutti. Ella lì serviva, il verbo è diacono,
impiegato proprio da Marco per gli angeli che dopo le tentazioni vengono a servire Gesù. Questo racconto di un miracolo dimesso, senza neppure una parola da parte di Gesù, ci aiuta a smetterla con l'ansia e i conflitti dentro le nostre febbri e problemi. Ci ispira a pensare e a credere che il nostro limite è lo spazio di Dio, il luogo dove plana la sua potenza. Le guarigioni compiute come la prima stella di quelle venerdì, quando iniziava il nuovo giorno, sono il collaudo del regno di Dio, raccontato sul ritmo di Genesi, e fu sera e fu mattino. Il miracolo è inizio di un giorno nuovo. Quando ancora era buio, Gesù uscì in un luogo segreto e là pregava. Un giorno, quindi, è una sera per pensare alla gente. Una notte e un'alba per pensare a Dio. Perché ci sono nella vita sorgenti segrete alle quali accostare le labbra. Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. E gradita Padre l'offerta del tuo popolo, tu santifichi la nostra vita e ci doni con fiducia ciò che ti chiediamo con fiducia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti,
Padre di infinita bontà, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui hai creato l'universo, mirabilmente l'hai salvato, per questo ti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino a voi il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi segni nella tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la tua corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione della tua misericordia. Ricordati di tutti i defunti, alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti dei secoli. con nel cuore le sofferenze di tanti, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi ti rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberi, Padre, da tutti i mali, doni in pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre, liberi dalla tristezza e sicuri d'ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni finalmente il Signore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardi i peccati, ma la fede e doni vita e pace, perché ami nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 197. Vedete come buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Ne si glorierà l'anima mia, l'umile ascolti e si rallegri. Gustate, vedete come buono il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, ogni timore mi ha sollevato. Gustate, vedete come buono il Signore. Guardate a Lui, sarete luminosi, il vostro volto non arrossirà. Questo povero chiama, Dio lo ascolta, libera da tutte le sue angosce. Gustate, vedete come buono il Signore.
Preghiamo. Padre di tenerezza che ci nutri con i tuoi sacramenti, dacci anche oggi di imitarti con una vita santa, per Cristo nostro Signore. Signore è con voi, ci benedice sempre Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, il tuo manto sopra la terra rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta del Signor, salva i tuoi fidali al cielo, sorreggi tu la speranza nel cuore.